Eccoci qua, signore e signori, benvenuti alla terza edizione di Mille Voci. Napoletane, la caratteristica è questa, costola di 1000 voci. Programma ideato e realizzato da Gianni Turco. Finalmente ce l'ho fatta, e vai, ce l'ho fatta, ma io non credo che in un programma di tanta importanza io sia letteralmente da solo. Un programma televisivo come Mille Voci ha bisogno di una stella, di colei la quale fa da punto cardine in tutto. Signore e signori, è con immenso piacere che vado a presentare colei la quale nella scorsa edizione ha saputo magistralmente condurre e presentare a voi la canzone classica napoletana, ed è Grazia Guerra. Eccoti qua. Mamma mia, che emozione, che belle parole che hai usato per me. Grazie, grazie di cuore. E questo mio ringraziamento lo vorrei estendere al grande patron Gianni Turco, che ci guarda da lassù. No, veramente ci assiste dalla regia. Che ci assiste dalla regia. E grazie per avermi dato di nuovo fiducia e quindi di avermi dato il piacere di co-condurre questa terza edizione insieme a un grande artista come te. Balli pure? No, questo non lo so fare. Allora, arrivati a questo punto, grazie, siccome mi trovo davanti a un artista eclettica come sei tu, me ne posso andare perché ci siamo fatti i complimenti no, e ci siamo dimenticati. Dobbiamo stare vicini, non ci siamo dimenticati di niente. Innanzitutto salutiamo questo pubblico speciale che è il pubblico di Mille Voci Napoletane. Che segue alla grande. Esatto, quindi vi ringraziamo di essere tutti lì puntati davanti al televisore, anche quelli presenti in questa bellissima piazza, la piazza del Plebiscito, Guarda, una delle più grandi. Ecco, una delle più grandi piazze non solo di Napoli ma anche di tutta Italia, dove si fanno i più grandi eventi, le più grandi manifestazioni, quelle più importanti, come appunto Mille Voci Napoletane. Iniziamo subito con una grande artista, anche perché nella scelta del casting del programma ci sono artisti che veramente spaziano a 360 gradi, dalla musica al teatro, alla danza, chi più ne ha più ne metta. Degni di questa kermesse. Degni di questa kermesse. Primo artista. La luna nelle canzoni napoletane non può mancare, assolutamente. E diciamo che è una fonte di ispirazione per tutti i poeti dell'epoca. Oggi non si usa più. Presentiamo l'artista, comunque, dico il titolo? Non lo dire ancora. Ah, aspetta. Perché grazie all'ispirazione della luna nacque così Nuquart e Luna. A cantare per noi? La grande, la mitica Daphne. Cielo, che nuvolo stasera, aria comune se innamora, ma una speranza per sto cuore non può morire. Non ci vuole una luna piena per capire se mi vuoi bene. M'è bastato poca luna per te capire che m'ha saputo fare sto quarto luna, che m'ha saputo fare chi voglio bene. Martella sempre un pensiero, oh, non è vero, che penso solo a me. Come so triste notte e sta canzone, e come amarò bene e chi va bene non mi guarda, si piagne non guarda, che m'ha saputo fare
sto quarto luna. Ti anni perché tu mi hai ingannato, e no perché t'ho perduto. Ti anni che tu mi hai abbandonata, senza perché. Quanti volte, anima mia, faccia strada che tu fai, corra appresso sta bugia per te vedere che m'ha saputo fare sto quarto luna, che m'ha saputo fare chi voglio bene. E sta canzone è come amaro bene e chi va bene non mi guarda, si ti agna non guarda, che m'ha saputo fare, che m'ha saputo fare stu quarto Bravissima. Ci saluti così, Daphne, anche perché stai ci per vuoi dire qualcosa? Perché scusami, sappiamo che hai tantissime cose in programma, insomma, un CD tutto nuovo. Grazie, un CD voluto e prodotto da Gianni Turco, che ovviamente ringrazio per la fiducia riposta in me. Un CD dove c'è anche questa canzone. Ho preso lezioni di napoletano da Gianni, quindi penso sia andata abbastanza bene. alla grande. Grazie, grazie mille. Grazie Daphne, grazie. Allora salutiamo la grande Daphne. E andiamo avanti E con continuiamo. un altro grande artista. Veramente loro sono un gruppo musicale. Pensa un po' che è il gruppo musicale più longevo della musica italiana. Dagli anni 70. Dagli anni 70, no, diciamo da anni 80 più che altro. Festival Bar, al Festival di Sanremo. Hanno un tour continuo, sempre, tutti gli anni, in Russia, in America Latina. Quindi viene difficile, insomma, scegliere che cosa dire di questo gruppo. Possiamo semplicemente dire che loro sono un gruppo musicale all'avanguardia, sono veramente un portento. Ci faranno ascoltare una canzone che ha una storia in sé molto particolare. Nasce subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, dove comunque l'Italia ha voglia di riprendersi, ha voglia di risorgere dalle ceneri. E nasce a Napoli un testo molto particolare, attuabile, che è Tammuriata Nera. In Milk and Coffee. Come bella montagna stanotte, bella così, non l'ho già vista mai. Nana mi pare rassegnata e stanca sotto coperta, e che sta luna bianca. Tu che non chiagnere fai, tu stanotte dove stai, voglio a te,
sì signore, chiama Ciro. Se gira volta se volta gira se. Cadu chiama Cicciantuono, cadu chiama Peppa Gira, chi l'ha fatta è nera, 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 nera come che. Che la là, guarda che ci tocca fare, per campare, guarda che ci tocca fare. O contane con mare, chi sta a fare, si fatte non so rare, se ne contano a migliaia. Botta impressionata. Se una guardata, se una impressione, se cadu chiama Cicciantuono, cadu chiama Peppa Gira, chi l'ha fatta è nera, 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 nera come che. Se una guardata, se una impressione, se padruanna mo che stava, che vogliuto buono dire, chi l'ha fatta è nera, 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 nera come che. Una bellissima canzone che parla di un amore contrastato per una mala femmina, che in questo caso assume il significato di donna affascinante, però malvagia e insensibile all'amore della persona in cui, che soffre per lei, insomma, e quindi lui gli dice: ma sei proprio una mala femmina, e che caspita. Quindi scusami, Dice proprio Grazia, così. perdonami, ma quindi non è in senso dispregiativo? No, Ecco. assolutamente no. E la canzone è stata scritta da Totò nel lontano 1951. Abbiamo capito tutti che si tratta di Malafemmine e forse avete capito anche l'artista. Canta per noi Bruno Filippini. Se avesse fatto nato quello che hai fatto a me, stammo d'avesse acceso e vuoi sapere perché coppa sta terra femmine come te non c'è da sta fenomeno onesto come me. Femmina, tu sei una mala femmina, che scocchi hai fatto chiagnere, la crema in fa metà. Femmina, se tu facci una vivere, ma tu sei cata l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei la più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso sguardare. E voglio ancora bene, ma tu non sai perché l'unico amore sei stato tu per me. E tu per un capriccio, tu ti hai distrutto in me, ma Dio non ti perdona quello che fa da me. Femmina, tu sei una mala femmina, che occhi hai fatto chiagnere, la crema in fa metà.
Femmina, se tu faccia una vivere, ma tu sei l'anima, non posso più campare. Femmina, si dolce come zucchero, però sta faccia d'angelo ti serve per ingannare. Femmina, tu sei più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Tu sei più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso scordare. Non ti posso scordare. Grande Bruno Filippini. Ha cantato per noi Bruno Filippini. Bruno Filippini. Grazie, grazie, grazie. E dopo un grande artista, vedi, gli artisti grandi si succedono qui a Mille Voci, solo grandi. Lui è considerato l'erede naturale di Claudio Villa. Ci farà ascoltare una canzone del 1900 scritta dall'autore Vincenzo Russo e musicata da Edoardo Di Capua con Io te voria vasà Riccardo Antonelli. Ah, che bell'aria fresca, cadore malvarosa, e tu dormendo stai, coppa sti fronte rosa, o sole a poco, per stu giardino sporta, o vento passa e passa, sto ricciolillo in fronte, i te vorria vasà, i te vorria vasà, ma cuore non può dice de ceda, e de ceda. I me vorria dormire, vicino sciata voglia, n'ora puri, n'ora puri. Tu dorme, oi rosa mia, e dorme a suonchina, mentre guarda incantata sto musso corallina, e che sti carne fresche, e che sti trezze nere me mettono in tuo cuore mille male pensieri. I te vorria vasà, i te vorria vasà, ma cuore non può dice de ceda, de ceda.
sento sto cuore tuo che sbatte come l'onna mentre guarda incantata. Chissà tu a chi te suona, a gelosia tormenta sto cuore mio è malato, te suona a me e di me là, oppure suona nata. Grande voce, grande. Ma non è demagogia da parte mia. Grazie Riccardo, Ci emozioni sempre. grande. Buon proseguimento. In passato con Viva le Donne, Drive-In, Domenica In Caspita, e non l'altra lo sapevo domenica. questo, Ed è un volto sempre amato e apprezzato dal pubblico di Mille Voci. Chissà che cosa ci farà ascoltare questa sera nell'occasione. Con Monastera e Santa Chiara, scritta dal paroliere Michele Galdieri e dal musicista Alberto Barberis, canta per noi Lorenza Bettarelli. Di mano ma vorrei partire stasera, lontano no, non ci resiste più. Dice che c'è rimasto solo mare, che io stesse prima che il mare blu. Monasteri e Santa Chiara, tengo cuore scuro, ma perché? Perché ogni sera penso a Napoli com'era, penso a Napoli com'era. Fontanelle Capamonte, chi sto cuore mi si schianta quando sente di da gente che si è fatta malamente sto paese, ma perché? No, non è vera, no, non ci credo, e muore questa smania e torna a Napoli, ma che già fa? Mi fa paura e ci torna. Paura sì, se fosse tutto vero, se la gente avesse detto la verità, tutta ricchezza in Napoli ero cor, dice che ha perso pure chi l'ha. Monasteri e Santa Chiara, chiusa dinta quattro mura, quanta femmina sincera si perdevano in amore, si sposavano a Gesù.
fontanelle capamonte, mo si perdono una manta, già ne teno nati ciente, che una femmina innocente, dice a gente non c'è più. No, non è vera, noi non ci creda, e muore questa smania torna a Napoli, ma che già fa, mi fa paura e ci torna. Monasteri e Santa Chiara, tengo cuore scuro, scuro, ma perché ogni sera penso a Napoli com'era, penso a Napoli com'era. Ma che stile, che eleganza, che voce, Lorenza Bettarelli. Grazie, grazie mille. Allora Lorenza, su di te basta andare in rete e sapere di tutto e di più, perché veramente sei un artista poliedrico. Si sta una bellezza. Oh, grazie, Okay. grazie mille. Grazie a Gianni e prometto di fare sempre meglio. Lorenza Ciao. Bettarelli. Allora, adesso vi starete chiedendo per quale ragione, per quale motivo io sia qui da solo. Ci farà ascoltare A Rumbo de Scugniz, brano scritto nel 1932 da Raffaele Viviani. Canta per noi Grazia Guerra. Fino a quando non scapite oh, non ma capisco perché cerca l'uno dopo se la presa e chiudo frisco c'è rimasto solo io. Oh, io vi tenga belle amore scalo la riccia panzalata oh, spassa tempo turne campagna mode coglie e mode venga casa balla tutto pizza dove stanno pizza in pizza quando fanno due cari provo gussetti sciappi chiudo spinecchio da pizza come tanta piranizza da scina schizza schizza fino a quando non scapizza che sia un brescugnizzo parole arriva roba vecchia e non chi ne può forza fatica e bella la paparella sei tu aglio cincolino no cellina americana spacchiane chi sono pensato cicchignacchi da buttare oppure di pesca la funa come tanta piranizza da vicina schizza schizza fino a quando non scapizza che sei un fresco. Bravissima, grazie. Ora riesco a capire per quale ragione, per quale motivo. Anche il cinema ti sta facendo la corte, devi vagliare, devi decidere, non vuoi dire nulla, però ho sentito una tua telefonata. Ma d'altronde un artista come te, che sa cantare, sa presentare, sa ballare, sa recitare, ma è più che normale che poi il cinema arrivi. E io te lo auguro. Grazie, Okay, grazie di cuore. Detto questo, c'è un ragno un po' cattivello. C'è un ragno? No, non c'è sto ragno qua, scusa. non c'è il ragno qui. C'è un ragno che nelle campagne del Meridione all'inizio del Novecento a un certo punto morde le persone. E cosa accade? Che questi... La tarantola. Esatto.
viene sulla febbre, si perde un po' la conoscenza e nasce questo ballo a volere in qualche modo allontanare questo morso del ragno velenoso. Da lì nasce la taranta e su un brano scritto dal grande maestro Gioacchino Rossini, La tarantella di Rossini, Gianni Davoli. Siamo stati dietro le quinte a ballare questa tarantella di Rossini, tutti quanti, tutti noi della produzione, dello spettacolo. Maestro, ma lei veramente è un qualcosa Facciamolo di mettere al spettacolare. centro a lui. Prego, vieni maestro, qua. si metta Ci qui spostiamo un pochino più di qua. Eccoci qua. Sì, è simpatica questa tarantella di Rossini, fatta rock. Sì, ma è una versione veramente entusiasmante. Come mai questo arrangiamento su una tarantella? È stata una mia idea qualche anno fa, perché la fisarmonica è stata sempre utilizzata e ascoltata, diciamo, in un modo un po'... È stata sempre un po' snobbata, snobbata, diciamo. Ecco, invece si possono creare delle cose che hanno un certo valore artistico. È vero. Vuoi poggiare la fisarmonica, dai? Ecco allora, qua, strumento Gianni favoloso. Davoli abbiamo detto che ha duettato con grandi artisti, ma non solo, comunque... Beh, sì, io tutta la vita che giro il mondo con un'orchestra, canto... Quanti elementi siete nell'orchestra? Ho sempre avuto un'orchestra intorno ai 10 elementi.
Allora, maestro, noi la ringraziamo. Posso fare una domanda ancora veloce? Ma lei è forte, lei è grande. Ma com'è stato collaborare con Morricone e Piovani? Sì, diciamo che sin da ragazzo facevo i turni di registrazione all'RCA. Ho lavorato con Morricone, Rizzortolani, Armando Trovaglioli e ho da raccontare degli aneddoti. Una enciclopedia della musica italiana e non solo. Diciamo, è passata Tiziana Rivale, Loredana Bertè, Mia Martini. Io sono lo zio di Giorgia. Tra le altre cose. Lo zio di Giorgia. Vedi, c'è sempre qualcosa che ti sfugge. Che Giorgia ha fatto un capolavoro quest'anno. Sì. Tutti autori, insomma, grandi autori. È stata nella mia orchestra per 3 anni. Grazie di nuovo, Gianni. Alla prossima. Si porti via la fisarmonica. Ecco e allora, qua. un altro grande momento stiamo per vivere. Allora, lei è una donna. È una donna. Una Una ragazza. molto molto bella. So che ti sei presa delle informazioni, le vogliamo dire? Allora, io ho avuto modo di conoscerla e sentirla a una manifestazione di recente, l'estate scorsa, ed ha una voce strepitosa, ha uno stile tutto suo e particolare, come dire, originale. Poi lei ha anche una caratteristica che ama tantissimo il mondo del cinema e del teatro, dove si esprime in totale libertà e lo farà anche per noi questa sera attraverso la musica napoletana. La canzone è Voce Carragionata, musica di Rodolfo Falvo, versi di Alfredo Falcone Fieni ed è un brano del 1904. Canta per noi Dillo tu, perché Valentina Ferrari. Stocchia, catena bella, lucente chiure stella, son nera chiuro nera, so come due sospira, ogni sospiro cosa, ma te non fuoco rosa, è come trasa ambietta, non la racchiu a ricetta. Chi va può scordare, occhia carragionata, senza parlare, a me guardate sì, è stata meno poca, come richia, come saccia, come voglia. Sonnire più splendente e l'ebana lucente come una seta fina solo occhi e concettina sempre che tengo mente si trova sentimento perché in questa nuvezza che guarda la carezza. Chi mi può scordare, occhia carragionata, senza parlare, a me guardate sì, è stata meno poca, come richia, come saccia, come voglia. A me guardate sì, è stata meno poca, come richia, come saccia, come voglia. Valentina Ferrari, bravissima. Grazie mille. E il grande, accompagnarlo al grande maestro Marcello Pan. Ah, Lorenzo, perdono. Lorenzo. Sai che cos'è?
e che ogni tanto una caffè ce la facciamo apposta. Io voglio soltanto dire che stiamo lavorando insieme al maestro Bruno Lanza e che a breve uscirà un singolo, quindi tutto qui. Te la stai Poi prendendo si con vedrà. comodo, perché comunque te lo puoi permettere appunto per la tua giovane età. Certo. E quando sarà veramente alla grande, sicuramente. Ce lo auguriamo. E noi te lo auguriamo veramente di cuore. Grazie a voi. Grazie a Buona te. serata, Ciao. grazie. Ciao, ciao. Bene, riprendi il tuo posto. Riprendo il... Mi hai rubato il posto, No, caro. diciamo che più che altro da questa parte sono un po' Vieni più meglio. caruccio. Dai, Il tuo profilo migliore. diciamola così. Andiamo avanti con la prossima Un'altra artista. bella voce. Lei è nata a Napoli, canta da quando aveva 5 anni, da piccolissima, ha gareggiato nel notissimo programma televisivo di Maria De Filippi, dando del filo da torcere a parecchi Ad Amici? Ad Amici, sì. Caspita. Ed è stata veramente molto molto brava ed ha una voce stupenda, ha tante esibizioni al suo attivo, sia in teatro che nelle piazze di tutta Italia. Noi gli auguriamo di andare sempre più in alto. sempre. Canterà per noi una canzone scritta nel 1903 da Edoardo Nicolardi e poi musicata da Ernesto De Curtis con voce not. Canta per noi Carolina Ferrara. Si sta voce te scedi da nottata mentre da stringi o sposo tuoi state sciadata si vuoi sta sciadata ma fa vedere che ormai sono lunghi vicini la strada va perché non può sbagliare sta voce mia è la stessa voce quando tu te scurnusa parlavamo con si sta voce te canta in tuo cuore che la caiun te cerca e non ti dica tutto dormiente lontano amore tutto l'amore e non dormiente antico e si deve lasciare volere lasciare base correre bene non può che da brucia come base da chi si sta voce che ogni da nottata te sei do sposa e tu non avevi paura dille che senza nome serenata dille che ormai e che sarà sicuro dilla così che canti in da stavi oh sarà
bellissima, ma che Grazie intensità. Che emozione, sempre un'emozione. Sembra sempre la prima volta che vengo Ma qui. d'altronde con questa voce ora capisco perché hai dato del filo da torcere lì nel programma televisivo di Maria De amici, Filippi. Non si poteva restare indifferente a questa espressione. Grazie della ragazzi. voce. Io dopo aver cantato sono sempre un po' emozionata. Vabbè, no? ma Però è importante, non deve mai finire l'emozione. No, mai. Guai se finisce Sono l'emozione. dentro la canzone, no? Io sto ancora cantando sotto il balcone di questa mia o mio amato. Sei insomma. entrata nella canzone. Sì. E questa è la cosa più bella, perché uno canta, sta lì, cerca di pensare alla tecnica, tutto quanto, però poi No, io me ne l'interpretazione- dimentico, spero che dopo vado a chiedere a qualche collega. E lo hai insomma. trasmesso, vero che l'ho trasmesso? Io grande. vorrei ringraziare Gianni Turco perché lui lo sa e l'ho anche scritto sui social e gliel'ho dichiarato, insomma, che questo palco, non Mille Voci Napoletane ma Mille Voci, e oggi anche questo palco, insomma, ogni volta che vengo qui mi si riattiva una scintilla. E c'è stato un anno in particolare dove questa scintilla si è riaccesa, erano 3 anni che non cantavo più e grazie a Gianni che mi ha invitata qui mi ha fatta cantare di nuovo. Ecco, quindi Perché Gianni Bellissimo è messaggio, bellissimo Gianni messaggio. Cruz e lo sai, ti voglio tanto bene. Un bellissimo messaggio che hai dato al pubblico che ci segue da casa e anche ai giovani talenti che stanno intraprendendo lo stesso percorso. È giusto nella vita prendersi delle piccole pause di riflessioni, ma ritornare poi a riaccendere Più la fiammella forte. di quella passione. Io quello che dico sempre è che ci sono delle persone che veramente ci vogliono bene e vogliono il meglio da noi, basta solamente saperle riconoscere. Io ci ho messo un po', però poi alla fine qualcuno Ci sei qualcosina ho capito, insomma. Ma che occhi! È bellissima, sono rimasto Voi che incantato. ragionata, si potrebbe... Bella, Grazie, bella. gentilissimi, veramente. Allora noi salutiamo Ringrazio. sempre con un applauso fortissimo Carolina Ferrara. Ferrara. Grazie a tutti, grazie Un grande mille. in bocca al lupo. Grazie. Non lo dico perché Gianni dice che non si dice. No, si dice grazie, viva come il si lupo. dice? Viva il lupo. Grazie per averci regalato queste emozioni. Grazie a voi, veramente. Grazie, grazie a te. tutti. Bella, Bene. bella voce, bella. Veramente sono rimasta senza parole, ma ho ancora i brividi addosso. No, veramente ha oltrepassato ogni Sì. confine. Ci è arrivato al cuore, come sicuramente... Ma qua sono tutti bravi, è difficile. come so da fare. Allora, andiamo avanti adesso con loro sono un gruppo musicale. Sì. Ci faranno ascoltare Maruzzella, brano composto nel 1954 e musicata da Renato Carosone su testo di Enzo Bonagura. Cantano per noi i Panama Group. Chi sente e chi mo canta prissa a me, potrà me s'affaccia l'una per tutta sta marina la broce da resina se riesce a guardarla una femmina che fa Maruzzella, Maruzzella, ti mise dall'occhio mar e mi mise a mietta a me, non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere, più forte non è guano, cielo è scuro. Prima mi rise sì, Rosa rosa ma fai morire Maruzzella, Maruzzella.
aiuta, se tu mi vieni a m'aiutare, m'è venuta una voglia ardente da passare, e viene di noi bella, e dammi sta buchella, che mi avvelena, il zucchero si fa. Maruzzella, Maruzzella, ti mi sorride dall'occhio mare, e mi mise ambietta a me, non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere, più forte non è quando cielo è scuro. Prima mi rise sì, però c'è dolce mi fai morire. Maruzzella, prima mi rise sì, però c'è dolce mi fai morire. Maruzzella, Bravissimi, ma che voce, il nostro Marcello dei Panama Group. Benvenuto a Mille Voci Napoletane. Niente, ma grazie. loro restano qui. Comunque bravi, grandi, Lorenzo, meravigliosi, Lorenzo, straordinari. E io vorrei un attimo presentare anche gli altri maestri. Certamente, allora abbiamo il nostro Nick Sessa, il nostro Vince Porcaro e il mio compagno musicale, Lorenzo. Bravissimi. Grazie. Allora, voi restate qui con noi perché Sì. andiamo ad introdurre, mettiti qua con noi Marcello, andiamo ad introdurre il prossimo artista che va... voi accompagnerete. Che loro accompagnano. Come tu vedi, io mi sono fatto un appuntino, ai. però come ce la fai a dire appuntone tutte questo. come ce la fai a dire tutte queste cose? E ci vorrebbero come minimo 10 puntate speciali solo per lui. Addirittura la Divina Commedia, guarda, La mi è venuta in mente. Allora io vado subito al sodo, presento la voce per eccellenza di Napoli. Lui è stato definito l'artista che ha ereditato il mondo e la poesia del grande Roberto Murolo. Signore e signori, è qui con noi con la sua voce magica e stupenda, un grande artista, Mario Maglione. È lui, eccolo qua. Vieni Mario, vieni. Questa È presentazione... un'emozione stargli vicino. Buonasera a tutti. Buonasera. Mario, ci farei sì. ascoltare una canzone che Sì. è veramente è una poesia, è un testo magnetico, che è Lusingame. Sì, un pezzo bellissimo, scritto tanti anni fa dal grande Nino Taranto, un grandissimo artista, poco ricordato negli ultimi anni, col maestro Mario Festa, che ho avuto il piacere di conoscere ed essere stato anche accompagnato con questo pezzo musicalmente. Canzone bellissima e straordinaria. Allora canta per noi sì, il maestro. Allora, mi date un attimo? Certo, sì, aspetta. Sì, facciamo una cosa, facciamolo noi, dai. Dai, ecco, tra colleghi bisogna poco più aiutarsi. avanti, Ecco qua, va avanti. bene? No, ecco qui. Sì. Vediamo un po', mettiamo il microfono qui, lo posizioniamo qui. nostro- Ecco, grazie. Faccio la valletta. Assolutamente, ci mancherebbe. Grazie. Questo possiamo, ok. Questo lo portiamo Sì, via noi, ormai guarda. ci siamo. Facciamo tutto Perfetto. noi. Grazie. Ok. A voi. E che dire? Canta Mario Maglione. Con Lusingame. Forse sarà sto cielo che ne stelle, Maria Maria. Forse sarà una stocchia così bella, Maria Maria.
sei l'amore che mi misi in tuo cuore, mai non ci credi che tu mi vuoi assai, tu non lo sai che mi stai dentro me. Si te ne va non posso più campare, lo singa mi ha dato po', falla sto fuori che dentro cuore le ha picciate tu, si te ne va, sai che mi innamoro, lo singa mi ha dato po', che senza sto più tu non cambia più. Che facile sei tu nella tarata, Maria Maria, io sono che sento prima innamorato, Maria Maria, tu sei da me, dilla ancora una buci, dimmela ancora, però non me la sa. Lusinga mi ha dato po', falla sto fuoco, che dentro cuore le ha picciate tu, si te ne va, io sai che mi innamoro. Lusinga mi ha dato po', che senza sto occhio tuo io non campo più. Grande, grande maestro Mario Maglione, grazie, è un qualcosa di eccezionale ascoltarlo, ma veramente lusingame. Come possiamo, insomma... Degli anni 50, 60, stupendo, io trovo un pezzo straordinario, meraviglioso. Ma poi non aveva poesia, una... Ma visto come è stato suonato, l'abbiamo swingato Bravissimi. con Ivana. Bravi maestri, bravi. Straordinari. Maestro. Sì, allora, maestro, Tu sei un maestro. Stai Ecco. girando tutto il mondo, Beh, noi sì. lo abbiamo appurato attraverso i social perché lui è molto social, lo dobbiamo sì, dire. Sì, mi piace tantissimo. Mi piace. Devo dire la verità, questa è stata una mia scelta un po' di anni fa, di cominciare a girare. Ho detto io posso approfittare, chiaramente se me ne danno l'opportunità, me l'hanno data, in tanti paesi posso girare il mondo e portare la canzone napoletana. Infatti ho portato in Giappone, in Australia, in Germania. E lo sappiamo. Ma dappertutto. Però la tappa qui era doverosa. Il mio grande Gianni è obbligatoria, addirittura qualche volta che andiamo pure insieme. Lo so. Allora che faccio? Vado via? No. Ci salutiamo? No, Assolutamente aspetta maestro. Sì.
Prego, Grazia, c'è da dire qualcosa? Eh sì, perché adesso c'è il gran finale, il finale con il botto, si dice così? Sì. E indovinate un po' chi è che fa questo finalone, finalissima con lui che mi ha affiancato, abbiamo spalleggiato insieme, ci siamo divertiti, un artista a tutto tondo, canta, presenta, recita, lui è un grande Adesso attore di presento teatro. anche, vedi? Non so se è ballerino, è anche ballerino? No, quello no. Quello no. Tip-top. Però No, lo diventerà. Lo Nei diventerà. musical sì, a ballare sì. Eh sì, chiudiamo proprio alla grande con lui, con Nunzio Milo. E invitiamo tutti gli artisti della Assolutamente trasmissione, i grandi della... Che sono intervenuti, i grandi colleghi, tutti. artisti. Eccoli Ecco, qua, arrivano. tutti insieme. Cantiamo tutti insieme. Di Milk and Coffee, straordinari. Allora, ecco qua, spostiamo, faccio un po' tutto, ecco, sposto anche il... Allora, cosa vi faccio ascoltare? Artisti belli e bravi. No, questa è una sorpresa che ci devi fare tu, e se no poi finisce la sorpresa. Siamo in attesa. Andiamo? Vai! Allora, tutti sugli attenti, osurdate, innamorate, che canteremo tutti insieme, noi qui e voi dall'altra parte. Ok. No, questo lascio a voi. Ok. Stai lontana da sto cuore e a te volo pensiero. Niente voglia, niente spera che tenerti sempre a fianco a me. Sii sicura che sta amore come sono sicura te. Sarrai con me. Quando notte non ti vega, non ti senti in sti braccia, non ti passa che sta faccia, non ti stregna forte in braccia a me. Ma scedanna mi dà sto suono, mi fa chiagnere per te. Oi vita mia, oi cara, e chi sto cara, si stata o prima amore, io prima e l'urda ma sarai per me. Sempre stai contenta, io non penso che a te sola, non pensiero mi consola, che tu pensa solamente a me. Ah, più belle, tutte belle, non è mai più belle te. Ma sarai per me. Oi vita mia, oi cara, e chi sto cara, si stata o prima amore, io prima e l'urda ma sarai per me. Ciao a tutti, alla prossima puntata, 1000 voci napoletane.